Il ritardo è un ritardo virgolette fisiologico, ma che viene vissuto dal parente, dalla persona che sta aspettando un mezzo di soccorso, alle volte in maniera nociva. Riuscire a essere più vicini alle persone che hanno bisogno può essere fatto aumentando il numero di mezzi, aumentando soprattutto il numero di mezzi affidati al volontariato. Walter Pietrangelo è il coordinatore del SUEM 118, una professione, la sua e quella dei suoi uomini, che sta subendo un'escalation di violenza verbale e fisica senza precedenti. L'ultimo caso nella Marca risale a venerdì scorso, quando un uomo soccorso perché in stato di alterazione si è scagliato contro i sanitari. È successo a Vittorio Veneto. Diversi i casi segnalati tra Vicenza e Venezia, cifre aggiornate ogni volta al rialzo che stanno spingendo anche la politica ad interrogarsi su che cosa fare. Ma chi lavora dentro come Walter spiega che a fare la differenza è la quantità degli operatori e la qualità della loro formazione. Nel momento in cui si interviene c'è sempre una situazione di stress. Vero è che quello che si può fare per noi è quello di addestrare il personale alla gestione di questi momenti, cercando di abbassare i livelli di stress e cercando di aiutarli a gestire la cosiddetta compliance con i pazienti e con i parenti innanzitutto. Più personale significa un intervento dunque più tempestivo, e a lanciare l'SOS Volontari è proprio la Croce Verde, che a novembre partirà con il prossimo corso di 2 mesi. Noi abbiamo in programma per fine novembre l'inizio del corso di primo soccorso e stiamo cercando volontari. Abbiamo veramente bisogno di tutte le fasce di età.